Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati all'appuntamento con Linea Diretta. Apriamo subito con il punto del maltempo in Friuli Venezia Giulia. Notte tranquilla dopo il pomeriggio di fuoco causa l'ondata di maltempo che ha obbligato i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Udine, dei distaccamenti locali e delle squadre comunali della Protezione Civile ad intervenire per la rimozione di alberi e rami, cornicioni pericolanti e allagamenti nella zona del Medio Friuli, con epicentro nei comuni di Varmo, Rivignano Teor, Codroipo, Campoformido e la periferia sud di Udine. Il forte vento che si è abbattuto sul territorio di competenza, la sala operativa del Comando Provinciale ha ricevuto svariate richieste di soccorso. Circa 40 gli interventi eseguiti tra le 17 e le 20 dalle squadre della sede centrale, dei distaccamenti permanenti e i volontari supportate anche da un'autoscala e un autogru. Questa mattina sopralluoghi per la rimozione degli alberi messi in sicurezza e la conta dei danni. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. E adesso ci spostiamo a Trieste con un servizio operazione della Polizia di Stato. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per furto aggravato e per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere un triestino di 29 anni. Già noto alle forze dell'ordine si è allontanato, zaino in spalla, da un supermercato di Via del Rivo, facendo scattare l'allarme antitaccheggio. È stata informata la sala operativa della questura tramite il numero unico 112 e sul posto si è recata una volante. Poco dopo, poco distante dall'esercizio commerciale, gli operatori hanno individuato, fermato e identificato una persona con fare sospetto. All'interno dello zaino che aveva con sé sono stati rinvenuti generi alimentari per un valore di circa 70 euro, da poco sottratti dal supermercato. All'interno sono stati trovati anche alcuni capi di abbigliamento per un valore di 60 euro, che si è appurato essere stati rubati in mattinata da un negozio del centro. Addosso allo stesso anche un coltello a serramanico successivamente sequestrato. Accompagnato negli uffici del Polo San Sabba, dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale procura della Repubblica. E adesso ci trasferiamo a San Vito al Tagliamento per quanto riguarda il discorso legato al Covid, vaccini e non solo, il servizio che ci è appena giunto. Vicegovernatore Riccardi, l'inaugurazione oggi di una struttura che sposta il baricentro sui bisogni di salute del territorio. Intanto stiamo vedendo proprio la direzione, lo spostamento culturale. La fase riabilitativa è una di quelle fasi importanti e vediamo come questo presidio ospedaliero abbia dedicato questo spazio, una scelta profondamente voluta, perché la riabilitazione è parte del percorso di cura. Va attrezzata con le strutture adeguate e va ovviamente percorsa con i professionisti in grado di fare questo lavoro. Mi pare un grande esempio che secondo me deve essere seguito in altre strutture della Regione. Qui a San Vito lei ha lanciato un importante appello ai sanitari per le vaccinazioni. Sì, è importante anche alla luce di quello che stiamo vedendo. Noi dobbiamo recuperare terreno per raggiungere quella soglia che è definita come immunità di gregge. È un lavoro difficile, è un lavoro che in questa regione deve raggiungere ancora circa 200.000 persone. Noi stiamo cercando di farlo anche coinvolgendoli direttamente e soprattutto andare a coinvolgere quelle persone che sono state colpite da questo dibattito
molto complesso e a volte anche inguardabile, dove i presunti professionisti si scontravano su chi voleva il vaccino e chi non lo voleva. Allora io credo che si debba distinguere coloro che si sono vaccinati da quelli che non possono vaccinarsi, cercare di emarginare coloro che hanno deciso per scelta loro di non aderire alla vaccinazione e andare a discutere e a sostenere le ragioni della vaccinazione di tutti coloro che vivono ancora una condizione di incertezza. Questo è un appello anche al mondo sanitario, direttamente perché si vaccinino e indirettamente perché portino quelli che si sono vaccinati la loro esperienza descrivendo l'importanza della campagna di vaccinazione. E con questa notizia è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, vediamo appuntamento nel primo pomeriggio per Linea Diretta Notizie Giorno, chiaramente gli aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Buona mattinata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.